Gira, gira la mia ruota, per se stessa girerà. Ci credi cosa sia, io non so cosa, ma se non vuoi questa rosa girerà. Se non canto come sai, tu poi ne riderai. Gira, gira questa ruota, gira ancora e non consola. Gira, gira questa rosa, gira, gira, gira la mia ruota, gira, Forse questo non è un documentario sull'amore, ma sulla bellezza. Oggi, proprio qui, in Italia. Forse la bellezza di un paese
di una natura prima della civiltà, di una donna, sostanza stessa dell'anima, castissima, purissima, senza baci, senza abbracci, senza corpi. È per questo che interrogo poeti, studiosi, intellettuali e mai, in nessun caso, la gente della strada. Salve, sono Rebenizza. Ci siamo sentiti ieri, ricorda? Sì, ti aspettavo. Tu sei quello del documentario, giusto? L'allievo del maestro. Questa è tua, come promesso. Senta, volevo chiederle, lei ricorderà l'intervista del maestro? Quella di 2 anni fa, qui al Furlo. Ecco, volevo chiederle se potesse darmi una mano. Se potesse dirmi dove trovare Corrado Averri. E ricorda? Averri? Sì, ricordo. Ma ormai sono 2 anni che non... Mi dispiace. Non so neanche dove sia. Capisco. Ma il maestro intervistò anche un'altra persona, un certo Marracci, Luis Marracci, che lei dovrebbe conoscere bene, a quanto ne so. Ludovico Marracci, vorrei dire. Sì, Ludovico, giusto. Abita qui a 10 chilometri. Non vedo problema per questo. Potrebbe mettermi in contatto con lui. Ora. Posso chiamarlo? Sono Cosma dell'Emporio. C'è il dottor Marracci? Bene. Marracci? Buongiorno, dottore. Mi scusi se la disturbo. Ho qui davanti a me un ex allievo del maestro. Ricorda? Un giovane regista, Documentarista. un documentarista, ecco. Avrebbe piacere di parlarle per farle qualche domanda. Sì, credo di sì. No, non si preoccupi. Grazie, dottore. A presto. Sei fortunato. È in casa. E dice che si può fare. Ora. Problemi. No. È a 10 km da qui. Io devo uscire. Per me è di strada. Se vuoi ti ci porto io. È una strada di campagna, no? Non è lontano. Grazie. Un quarto d'ora e sono fuori. Aspetta.
Aspettami nel piazzale, d'accordo? Samir, pensaci tu. E il maestro? Il maestro. Che ti devo dire? Nessuno l'avrebbe potuto immaginare. Ne ha più sentito parlare? Da Marracci, magari? Tu mi sembri un po' matto, ma... Se sapessi qualche cosa lo verrei a dire a te. Non sono bastati la polizia e tutto il resto. Ma lei è sempre così... scorbutico. E ti sembro scorbutico? Dimmi tu piuttosto. Parlami tu del tuo maestro. Sono stato suo allievo. Una decina di anni fa ormai. Poi l'ho perso di vista. Finché non l'ho preso a lavorare al centro sperimentale. Anzi, in realtà l'ho cercato quando ho fatto domanda per entrare. Finché un paio di anni fa ho ripreso a frequentarlo. Stava lavorando a quel suo documentario sull'amore. E così, dopo la sua scomparsa, piano piano mi è presa questa idea. Riprendere in mano il suo lavoro e portarlo a compimento. Lodevole, no? Basta che non ti illudi che il maestro ti faccia la volata. Si vede che lei non conosce quest'ambiente. E quindi stai proseguendo il lavoro del tuo maestro. Bravo. Rinnovo la sua memoria. Compio l'opera. Buongiorno Mari. Come va? Bene. Lui è il ragazzo che ti ha detto che deve parlare con il dottor Marracci. Piacere. Ora l'accompagno da dottor Maracci, vero? Grazie. Lei dunque afferma che l'amore è un movimento che avvicina, che fissa i soggetti nella loro assolutezza, senza alcuna relazione col mondo esterno. C'è una cosa interiore con cui bisogna venire in contatto, una sostanza discontinua che ne precede ogni altra, una forza che è vita attiva e al tempo stesso vita che vuole vincere la sua causa prima. Insomma, c'è un continente sconosciuto, una forza occulta che genera gli atti della vita. Ecco, questo è l'amore. Parliamo del maestro.
e del suo documentario. Lei sa per caso quali altre personalità avrebbe voluto intervistare prima di sparire così improvvisamente? Altre persone, intende? Sì, certo. La santa. Lui avrebbe voluto... O per meglio dire, così andava dicendo per Celia. Scherzava, insomma. Il maestro si prendeva gioco di me. No, non so dirle, sa. Non credo che lui volesse intervistare nessun altro, che io sappia. E nessun altro accenno a idee o suggestioni? No, nulla. A Verri? A Verri fu intervistato, a quanto ne so. Sì, ho con me il materiale girato allora, ma vorrei incontrarlo per un'intervista. Lei sa dove posso trovarlo, dove vive? Bolognola. E ha un contatto telefonico, un indirizzo? Beh, Bolognola è un paese di 100 anime. Certo. Beh, non so come ringraziarla. È stato molto disponibile, molto gentile. Caro mio, è un vero piacere poter fare qualcosa per ricordare il maestro dopo tutto quello che è successo.
E tu cosa gli hai fatto? Io? Ma guarda un po' questo. Oh, calma, eh. Ti ho tirato fuori dagli impicci, no? Sì, bella forza. Gratitudine no, eh. Tanto non mi avrebbero fatto mica niente. Se la metti così, se vuoi te li richiamo. Grazie. Va bene così. Va bene. Vuoi qualcosa? Hai sete? Ti senti bene? Non mi sono mica spaventata. Non ho paura io. Come non detto. Tolgo il disturbo allora. No, aspetta. Devo andare qua vicino. Giusto pochi chilometri. E poi, se quelli ritornano... Dai, me lo dai uno strappo? Per dove? Fiastra. Mezz'ora di macchina. Mara. È un nome che ti si addice. Trovi? Non mi credi? E insomma, carissima Mara, così saresti scappata. Non sono proprio scappata. Diciamo che mi sono messa a cercare il mio paese, il mio posto, quello vero. Perché da dove vieni tu? Da Perugia, te l'ho detto. Non mi ascolti, mi pare. Comunque, visto che guarda caso io sto girando un documentario sull'amore in Italia ai nostri tempi. Mi stai prendendo in giro? No, dico sul serio. Ho ripreso il lavoro del mio maestro, un famoso regista scomparso qualche tempo fa. Lui aveva il suo documentario, Inchiodo fisso. E con lui, io e Nina. Ah, Nina. Adesso sto andando a intervistare un famoso intellettuale che vive con il suo compagno in un paesino vicino a Fiastra, Bolognola. E visto che io sto girando proprio un documentario su questo, che dici di rilasciarmi un'intervista? Ma sei matto? E dai, così, per gioco. Cosa pensi dell'amore? E che devo pensare? Dell'amore non si può pensare. È una fregatura, l'amore. Una bella fregatura, ma per sempre una fregatura. E poi? E poi basta. Oh, te la smetti? Io non mi faccio intervistare, capito? Tantomeno da te. La casa di Valentina è in fondo alla salita. Ma di, perché non ti fermi? No, grazie, meglio di no. E che ci lasciamo così?
Rimetti a posto. Hai un pezzo di pistola nel cruscotto? Ora questo serve a me. Non fare la stupida, vieni qui. Se lo vuoi vieni a prenderlo. Vieni su. Se rivuoi il tuo pezzo di pistola, resta qui. E la tua amica? Ivan! Señor presidente, señores delegados. La representación de Cuba ante esta asamblea se complace en cumplir en primer término Allora, resterai? de 3 nuevas naciones, importante número de las que aquí discuten problemas del mundo. Saludamos pues a las personas, A patto che si faccia della musica dopo. a los pueblos de San Musica? Vera musica. Se hai qualcosa per mandare i vecchi dischi. I vecchi, cari e buoni dischi della vera musica. Qualcosa forse c'è. Chissà. Ma piantatela voi due. E voilà. Oh, eccolo qua. Allora questa musica? Sì, vado a prendere la vera musica. Salgo un attimo. Io esco, ti serve qualcosa? No, no, niente. Torno subito. que las Naciones Unidas inspeccionaran nuestro territorio, a lo que nos negamos enfáticamente. Más pueda tener dentro de sus fronteras. En este sentido, solo acataríamos acuerdos multilaterales Mara, mi dai una mano? para las partes, Subito. como ha dicho Fidel Castro, tras el concepto de soberanía existe. Signori, silenzio. Musica.
Chi è? Quella è la mia camicia. Mi dona, non trovi? Ora ti sei messa anche a frugare nella mia roba? Se vuoi me la tolgo. Lascia stare. Hai paura? Di tuoi 16 anni soprattutto. Non crederei alle apparenze. Io ne ho 30, non vedi? Sarà, ma apparenze per apparenze. Chi mi dice che tu non ne abbia 100, 1000 o chissà quanti? Così tu avresti paura. Ho paura soprattutto per te, visto che sei un incosciente. Ma dimmi, sei così cattivo con me solo perché vuoi allontanarmi? Al contrario. Ah, giusto. Tu hai la tua Nina. E le sei pure fedele oltretutto. L'ho avuta, l'ho avuta. Ed è stata abbastanza, credimi. Sì. Credi di fregarmi così? Pensala come vuoi. E com'era? Racconta. Non aveva nessuno. Veniva da un paesino della campagna, vicino a Praga. Conosci? Certo. Incontrarla mi ha cambiato la vita. Perché è il modo che conta più di ogni altra cosa, in fondo. Il modo in cui mi è venuto incontro per la prima volta. Il modo in cui mi è apparso. E fu una mattina, dopo una lunga escursione a delle cascate. Andai avanti agli altri che erano con me. Presi il sentiero a ridosso della gola e arrivai alle cascate. Fu lì che la vidi per la prima volta. E tu da dove spunti fuori? Boh, e che ne so? Così da allora siamo stati insieme. Sono passati 2 anni ormai. Allora frequentavo il maestro. Lui lavorava al documentario, a questo documentario, che dovrei portare a termine e non so più perché. Lei però, lei era particolarmente dolce. Io, il maestro e Nina. Si parlava solo di questo, il documentario. Forse per alludere a qualcos'altro. A qualcos'altro che ancora non saprei immaginare. Spesso restavamo a dormire da lui. Così la mattina, quando andavo al centro sperimentale, loro restavano a casa. E lei poi mi raccontava ogni cosa. Ma io non avevo molto da dire. Non ho mai molto da dire. Nel senso,
che non saprei immaginare una parola tutta mia, originale. Però una cosa dei suoi racconti me la ricordo. Di quando una mattina si sdraiò ai piedi del divano. Il maestro era seduto comodamente con le sue carte sulle ginocchia. Io ero al centro sperimentale, come accadeva spesso. Nina, sei un bel interrogativo, Nina. Io lavoro a un documentario sull'amore e tu... Già. Ma che ne sai tu dell'amore? Nulla. Ma no, per me l'amore non è mai quello che conosco, che vivo. Cioè, non è quello che vivo col tuo pupillo, per intenderci. No, piuttosto è un ricordo. Di mia nonna, per esempio. Di quando ho conosciuto il suo Antonio. Mi ha sempre detto che quando si sono incontrati lui prima l'ha guardata a lungo. Così. Poi le ha preso la mano e se l'è portata al petto. E infine le ha detto: per me tu stai bene a casa mia. Così le ha detto. E nonna lo diceva sempre, quando c'era il nonno, ma anche quando non c'era più. Io sto bene solo a casa sua. Ecco, per me l'amore è questo. Stare bene a casa di qualcun altro. Ma così tanto che a un certo punto diventa casa tua. Metti una mano qui. Si lamenta. Il segno non se ne va via facilmente. Tu vuoi essere compreso da me. Tu vuoi il mio nome. Ma non te ne sei mai sentito all'altezza.
Io voglio solo essere amato. Voglio solo desiderarti. Non ho bisogno del tuo cibo, del tuo vino. Io voglio solo dormire sotto il tuo tetto, nel nome del tuo nome. Io invece voglio la tua donna, per abbandonarla e umiliarla. Se non mi riconoscerai, io vivrò senza destino. Ma se mi offrirai la tua parola, tu perderai tutto il dominio che ancora eserciti sulle cose.
Li ho visti circa un'ora fa. Buongiorno. Buongiorno. Avevano le valigie. Credo siano andate in città. Perché non telefona? Non ho il numero, ne ho conosciute ieri. Lei potrebbe darmelo. Se ne sentono tante. Non la conosco. Non posso dare il numero al primo che passa. Mi dispiace. Arrivederci. Arrivederci. E allora le chiedo, esiste la depravazione in amore? C'è uno spazio in cui l'amore permette di distruggere l'altro? Sara, ci sono nature che nella depravazione trovano una magnifica floridezza, un accordo con se stesse, ed altre invece che la corruzione distrugge tanto più rapidamente quanto meno sono fatte per essa. Noi non crediamo alla depravazione per se stessa, ma sempre solo come uno sbaglio, come un fraintendimento. L'uomo ama l'uomo. Il segno positivo sta col segno positivo e l'altro, in fin dei conti, non esiste. C'è solo l'uomo e l'amore per l'uomo. E la donna in tutto questo? La donna è costola. La donna è un'invenzione sublime che dà seguito alla specie. La donna è un incidente necessario. E del maestro? Della sua idea d'amore cosa può dirmi? Nulla, credo. Se non che c'era intorno a lui un grande, inesauribile bisogno di stima, di ammirazione.
Ho amato il maestro perché il maestro ha sempre amato ogni nostro difetto. Vede, io non posso dimenticare ciò che egli ha significato per ognuno di noi. Corrado, l'avvocato. Mi scusi, possiamo interrompere? Credo che non ci sia bisogno di continuare. È stato molto esauriente. Non ho altre domande da fare. Bene. Allora, mentre lei rimette in ordine le sue cose, mi perdonerà. Ne avrò per poco. Si figuri. Credete che non lo sappia? Fate sempre così voi. Non è la prima volta, io non sono un ingenuo. No, non ci casco. E nemmeno lui. Corrado non è così debole come credete. Non avete alcuna speranza con lui. Il maestro. Con la scusa del maestro me lo volete portare via. Ma che dice? È più di un anno che vivo qui. E io sono importante per lui. Quando lo conobbi era un'altra persona. Così affranto. La scomparsa del maestro, no? Ma l'ha dimenticato. Ora non conta più per lui. Perché da quando sono qui è un'altra persona. E allora? Allora dovete andarvene. Via di qui. Non fatevi illusioni. Perché ora ha trovato chi si prenderà cura di lui, capito? Lei è malato. Deve curarsi. Mi ascolti. E lei deve andarsene. E non tornare mai più, intesi? Non ho intenzione di farlo, non si preoccupi. Arrivederci. Spero che l'intervista sia stata una. Grazie. Io avrebbe voluto
santa. Lui avrebbe voluto, o per meglio dire, così andava dicendo per Celia. Marracci, scusi, sono io, Rebenizza. Ho trovato Verri, la ringrazio per l'informazione. Ma c'è una cosa. Lei nell'intervista mi parlava di una santa. Ricorda? No, non mi sembra. Ho qui la registrazione. Ah sì, la santa. Ma era uno scherzo del maestro, gliel'ho detto. Lui scherzava. Rideva così di gusto. Quando gli chiesi chi fosse mai questa santa, si prendeva gioco di me. Il maestro, lei lo saprà, era così serio nel suo lavoro. Ma quando meno te lo aspettavi, sapeva sorprenderti. Senta, Marracci, diciamo la verità. È lei che vuole prendersi gioco di me. Ma cosa dice? Ho visto le riprese. La sua signora sulla porta le impedisce di parlare. Ma cosa vuole nascondermi? Senta, Lei sa dov'è il maestro? io credo che sia il caso di interrompere qui la nostra conversazione. No, troppo comodo. E invece non starò ad ascoltarla un minuto di più. Lei sa dov'è il maestro, lo ammette. Farneticazioni. Accuse ridicole. Lei sa dov'è il maestro, non vuole dirmelo. Ma no che non lo so, e ora basta. Pronto? Mi passi la produzione? Mi passi la produzione, ti ho detto? Sì. Pronto, Luigi, senti. Io ho capito una sola cosa. Che è più importante trovare il maestro che finire il documentario. Addirittura. Marracci sa qualcosa, ma non può parlare. A Verri, poi. Io lo sai. Devo capire, altrimenti ne esco matto. E qui non stiamo parlando di avere più o meno immaginazione. Noi siamo documentaristi, non visionari. Parliamoci chiaro. Se cercavo di finire il suo documentario era perché credevo, tornando sul luogo del suo lavoro, di avere l'opportunità di trovarlo. Tu fai il documentario per quello, per trovare il maestro. Senza pensare che ci sono altre persone di mezzo, che dobbiamo rispondere a chi finanzia il progetto, a chi ci mette i soldi. Sembra che te lo sia dimenticato. No, io non posso dirti niente, visto che sai già. Ma non fare lo stronzo, io non so proprio un bel niente. E se non mi dai una mano io rischio di girare a vuoto come un fesso. Allora dimmi tu, cosa diavolo vuoi da me? Ma non mi ascolti. Ti ricordi un paio di anni fa? Quel lavoro che facevamo al centro sperimentale. Una mattina venne il maestro, così senza preavviso. Rimase in disparte a guardarci mentre lavoravamo. E prima di andare via disse una cosa, una sola. A voi, per capire dove andare a sbattere la testa, manca qualcuno che sappia vedere, che sappia guardare, qualcuno che vi dica qual è la strada. E quando tu gli chiedesti di chi parlasse, lui rispose una santa. Parlane con Antonello. Lui ne sa più di me. Lui sa dove trovarla. Dopodiché se ne andò. Ma sei sicuro? Io non me la ricordo questa cosa. Tu sta tranquillo, dimmi chi è sto Antonello.
so io? Senti Luigi, quanti Antonello conosci? Nel cinema, ora che ci penso, ce n'è uno solo. Anche se non lo conosco personalmente. E chi sarebbe? Antonello Ascheri. Ascheri. Guarda, aveva assistito il maestro durante un seminario in Umbria una quindicina d'anni fa. E dove posso trovarlo? Ma stai scherzando? Che ne so io? Cristo Luigi, ma mi vuoi dare una mano? Informati, no? Lo sai che per me è impossibile da qua. Domani vai al centro sperimentale, guarda dentro agli archivi, domanda Antonello Ascheri, è tanto difficile. Calmo. Sta calmo. Calmo un corno. Domani vedo e poi ti chiamo, ma tu dormici sopra, va bene? Domani ti chiamo io. Alle 10, d'accordo? Ma non è un po' presto. Alle 10 ti ho detto. Tu chiama, ma se non rispondo... E se non rispondi sono cazzi tuoi. Non ti sembra di esagerare? Ma va al diavolo. Trovato. Contento? Ascheri abita a Faleria, ma non c'ho né numero né indirizzo. Non ti rimane che andare a cercarlo, no? Sai dove abita Antonello Ascheri? Una persona anziana che sta da queste parti. Chi, nonno Antonello? C'è nessuno? Ci sono io quassù. Senta, scusi, sto cercando un certo Antonello. Antonello Ascheri. E perché lo cerchi? È per via di un film. Lui era amico del mio maestro al centro sperimentale. Il maestro. Tu sei l'allievo. Sì, perché? È lei forse? Aspetta. Entra. Grazie.
Così tu cerchi il maestro? Sei l'allievo che cerca il maestro? Già. Singolare. Beh, nemmeno tanto. Comunque io il maestro è da tempo immemorabile che non lo vedo. Così lei è Antonello Ascheri. Eravamo in grande sintonia tempo fa, però il tempo è una cosa strana. Non ti ricordi mai come è successo che le cose siano avvenute e poi si siano dimenticate. Perciò non posso dirti granché. Ma tu piuttosto, perché lo cerchi? Beh, io sto cercando di... No. Fermo, lo so già. Tu cerchi il maestro per farlo fuori. Non proprio, io... Scherzavo. Tutti gli allievi cercano il maestro per farlo fuori, o no? Almeno così dicono. Già. In realtà non si fanno fuori i maestri se si è a posto col cervello. Giusto. Altrimenti, se si fanno fuori i maestri, cosa rimane? Già, cosa rimane? No, dico, cosa rimane di noi? Se non ci si ancora qualcosa di solido, ci si perde. Beh, così sembrerebbe. No, non sembrerebbe, così è. Chi sei tu senza il tuo maestro? Niente sei. Niente, certo. E allora perché lo cerchi? Perché è scomparso? Vuol dire che si sentiva in pericolo. Che gli hai fatto? Nulla. Nessuno sa perché sia scomparso, cosa gli sia successo. Tu gli hai fatto qualcosa. Sei contento così? Forse gli è successo solo qualcosa di imprevisto. Ma cosa può accadere a un maestro d'imprevisto se non perde la fiducia del suo allievo? Così lei crede che sia colpa mia? Colpa. Colpa è una parola grossa, caro mio. Beh, la chiami come vuole. Però per lei la scomparsa del maestro dipenderebbe da me. Sì. Credo di sì. Credo che se è scomparso e tu lo cerchi, vuol dire che tu c'entri qualcosa con la sua scomparsa. Quindi non chiedermi più nulla e vattene. Dico, io sono venuto apposta. Vattene. Alessandro! Il mare, quando mi tuffo nelle sue onde, le sue acque trasparenti mi portano via i pensieri. Le sue onde morbide mi portano a riva e i granelli di sabbia sono i pensieri che il mare mi ha portato via dalla mente. In mezzo al mare io guardo con grandi occhi il tramonto, ma guardo e assaporo le stelle che mi sembrano fari che illuminano il mare. Quel cielo stellare che ama la bellezza del mare e sembra che il cielo diventi rosso come un cuore e il mare si riempi d'amore. Yuhu! Alessandro! Alessandro! No, sta lontana, non mi orare. Poesia. Posso? Sì. Lei vive qui da molto? Da un sacco, sì. E dipinge, scolpisce, lavora in legno. Bravo. Questa sua casa sembra una torre, sa? Era una stalla. Una stalla? In verticale? Sì, con le mie scalette, vedi? Così lei vive rivolte verso l'alto, verso il cielo. Eiaculo verso l'alto. Come? Eiaculo, capisci? Non è una struttura mistica questa sua casa, vero? No, fallica. 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 Duro d'orecchi, eh? E questo? Ah, un catalogo.
Chi, la santa? La santa? Io non parlo con te. Tu vuoi far fuori il maestro. Ma che dice? Io stavo cercando proprio quella donna. Il maestro avrebbe dovuto intervistarla, ma non fece in tempo. Io sto cercando quella donna, mi aiuti, la prego. Non ne so nulla. E poi per principio non aiuto chi vuol far fuori il maestro. Oh, insomma, mi ha stancato. Io non voglio far fuori nessuno. E allora perché lo cerchi? Per amore? Amore? Lo vedi, tu non lo cerchi per amore. Tu vuoi farlo fuori. Io voglio solo finire il suo documentario, voglio ritrovarlo. E allora, questa santa, dove posso trovarla? Te l'ho già detto, non ne so nulla. Oh. Però so chi può aiutarti se fa il buono. Chi mi dica? L'Ansella. Ansella. Maria Ansella. È una delle persone che il maestro intervistò. Avevo già idea di incontrarla. Lo vedi? Allora io che c'entro? Tu saresti andato a intervistarla comunque. Io non ti ho detto nulla, sia chiaro. Ma di che ha paura? Di te ho paura. Chissà cosa saresti capace di raccontare in giro. Io faccio il documentarista, intervisto le persone, le riprendo, io non invento nulla. Non lavoro con l'immaginazione. Tutto quello che posso raccontare è il frutto del racconto degli altri. Quelli che intervisto. E allora? Mi dica dove posso trovare chi mi può indicare dov'è l'Ansella. So che vive a Recco, giusto? Se lo sai già, cosa vuoi da me? Recco non è un grande paese. E poi tu non sei stupido. Purtroppo. Grazie. E quel bambino? Quel bambino. Mio nipote, un piccolo genio, sa? Simpatico. Già. Addio allora. Addio, certo. Tu? Da dove sputi fuori? Boh. Da un documentario. Simpatico, ma non gentile. Non offri mai da bere alle sconosciute? Se si fanno conoscere meglio. E cosa faresti tu in questo tuo documentario?
È solo un documentario sull'amore, è tutto qui. Interessante. Cioè, E avresti già qualcosa da farmi vedere? Per caso? perché no? Che è sta roba? Ti fanno schifo? Ma non c'era una carta di credito lei? Sì, ma è vuota. Questi non bastano. I documenti? Chissà, in macchina? Boh. Beh, senza documenti. Prendi i miei, non fare lo scemo. Questi li prendo io. D'accordo? Ehi. La protezione. Quale protezione? Il preservativo, scemo. Niente preservativo. Allora fuori. Oh, io non uso quella roba. Non cerco protezione, io ho capito.
Un'ultima domanda, dunque. Il suo amore, l'amore della sua vita, potrebbe parlarmene? Ho avuto un solo amore in un tempo remoto, tanto remoto che è qui, vicino a me, vivo per sempre e nella lontananza continua a nutrirsi. Io ne custodisco le lettere che avrebbe voluto scrivermi senza riuscire a farlo. Allora ero già una donna, gli dicevo: riusciresti a perdermi? Potresti vivere senza di me? Potresti vivere senza la disperazione della mia assenza? Potresti vivere senza la mia vita? Se scomparissi, se all'improvviso divenissi un corpo senza salute, la tua vita per te varrebbe lo stesso? E il mondo continuerebbe come prima il suo corso? Quando si ama, si offre solo ciò che non si possiede. La parola d'amore è essa stessa, l'amore della parola che l'amato ci offrì un giorno di tanto tempo fa, senza conoscerla. Quella parola è il corpo dell'amore. Quella parola è il luogo dove si ama. Una sola è la parola, il nome dell'amato. Questo suo nome sarà insostituibile ed egli sarà per sempre. Esiste solo l'amore del nome di chi ci ha amati, l'amore di uno e solo per uno. Davvero grazie. Le sue sono parole che non lasciano indifferenti. Possono essere più o meno condivisibili, ma non lasciano indifferenti, mi creda. A intervista chiusa volevo chiederle un'ultima cosa. Lei ha mai sentito parlare della Santa? Saprebbe dirmi qualcosa su di lei? Perché vorrebbe sapere di lei? Non è una donna. Il maestro avrebbe dovuto intervistarla. Era l'ultimo ritratto della sua rassegna sull'amore ai nostri tempi. E io credo che nasconda qualcosa di importante. Potrebbe aiutarmi a trovarla. Sa dirmi chi è, dove vive ora. Caro mio, lei, così almeno credo, non ha ancora capito la sostanza della questione. Non è una cosa di poco conto, sa? Mi spieghi lei allora? Io credo che lei, che questa sua ricerca abbia qualcosa di sbagliato nel fondo. Mi perdoni se glielo dico. Sbagliato? Io credo che lei non dica la verità. Prima di tutto a se stesso. No, io non credo che lei... Io voglio solo trovare il maestro. Ecco, adesso lei è sincero finalmente. E se lo vuole trovare, se questo deve accadere, forse è giusto così. Ma io non so dove vive la sua santa. Non saprei esserle di aiuto. Mi crede? Sì. Sì, le credo. Grazie comunque. Grazie lo stesso. Però conosco chi potrebbe aiutarla. Come ha detto?
C'è un artista, vede, che forse potrebbe dirle dove trovare la santa. Prenda quel libro, quello accanto al volume rosso. Anche lei? Sa, fu un dono del maestro. Pavel Evsky ha dipinto della santa senza averla mai vista. Ma ora è la santa a volere lui, forse proprio perché ha sempre rifiutato di incontrarla. Vada da lui, gliene parli, lo convinca. Lui è l'unico che può condurla da lei. Posso?
Andiamo. Dobbiamo andare ora. Allora Carrara, è lì che dobbiamo andare. Lascia stare, dammi quella roba. Un viaggio? Neanche un pensiero per me? Non conta proprio nulla? Pronto? Allora, il mio tamburo? È qui con me. Te l'ho detto. Devi scrivermi, non chiamarmi. Non amo scrivere, va bene? Perché l'hai fatto? Che te ne fai di un tamburo di una pistola tu? Era solo per tenere qualcosa di tuo. Per essere sicura che ci saremmo rivisti. Che mi avresti scritto. Se ti è proprio necessario. Scrivimi e te lo porto. Perché scriverti? Te lo chiedo ora, portamelo. No, te l'ho detto. Tu scrivi e io vengo. Tu sei matta. Non quanto te. Va bene, scrivo. Ma non tirarmi un'altra fregatura, capito? Tu non preoccuparti. Scrivimi.
Non pensare ad altro. Scrivo. Ma non farmi aspettare. Io non so aspettare, ricordatelo.
C'è qui l'artista. Doveva incontrarlo, giusto? L'ho accompagnato io. E lui? Sì. Mentre lei, invece, è l'allievo del maestro. Come fa a saperlo? Perché se lei è davvero l'allievo del maestro, forse non sarà insolvente come lui, al punto da scomparire senza spiegazioni. Insolvente? Vuole difendere il maestro fino al punto di negare l'evidenza. Allora vuol dire che il maestro aveva qualità che non supponevo. Oppure semplicemente che lei non è davvero il suo allievo, ma solo un burattino nelle sue mani. E in questo caso dovrei compatirla, per come il maestro l'ha raggirata lasciandolo all'oscuro di tutto. L'azienda, la città, la banca. Non riesce proprio a capire. Lei pensa che si possa continuare a fare il maestro così, senza un conto da pagare, senza un potere come il nostro dalla propria parte. È possibile, secondo lei, affrontare una traversata del genere senza rischiare il naufragio? Ma che vuol dire con questo? Nient'altro che quello che ho detto. E dunque? Il maestro mi deve molto, troppo. In che senso? Non ha pagato il suo debito. Questo l'ho capito. Ah, allora lo sa. E a che gioco vuole giocare, allora? Non sto giocando. Ho solo un conto aperto con lui. Allora siamo in due. Chi crede gli abbia permesso di fare film negli ultimi 10 anni? Il maestro ha avuto riconoscimenti così importanti negli ultimi anni. Sì, ma i riconoscimenti, i premi, le interviste non finanziano un film. Non sarebbero in grado di sostenerne nemmeno la 10ª parte. Gli deve dei soldi. Tanti che non puoi immaginare. Ma com'è possibile? E perché allora sarebbe scomparso, secondo lei? Forse perché rischiava la vita. O forse perché rischiava molto di più. Non avrebbe più fatto un film al punto in cui era. Non gliel'avremmo permesso. E allora meglio scomparire. Meglio far parlare di sé. Lasciare il lavoro a qualcun altro. Qualcuno che potesse portarlo a termine per consacrare il suo nome. Del resto è l'unico modo per finanziarlo al punto in cui era arrivato. Beh, si sbaglia di grosso. Questo è il mio film. Sono io che decido se, quando e come farlo. Ma crede che il centro sperimentale possa sostenere da solo questo suo film? Lei è un ingenuo, caro mio. Ma che dici? Non mi crede per caso? È la mia pupilla, la mia favorita. Sente senza sapere. E può condurre in quei pochi luoghi ancora vivi di cui ignoriamo l'esistenza, come questo. Vede? La città vecchia, abbandonata da più di 100 anni, letteralmente polverizzata dal tempo e dall'oblio. Bene, noi qui ora ristrutturiamo tutto. Così lei? Sì, proprio io, la padrona di tutto. Della maggioranza delle azioni della cava, per cominciare. E non solo, gliel'ho detto. Sono io che decido se il suo film si farà. Lo sanno tutti qui, tranne lei. Vede questo giovane artista? L'ho voluto per un'opera di cui l'azienda e la città hanno urgente bisogno. Ne hanno bisogno per gli altri, per farsi ammirare dagli altri. Lei non crede nell'arte. Io non credo in nulla.
La santa. La santa non ha fede perché è padrona. Lui è l'unico ad avere ancora fiducia in qualcosa. Per questo che ha paura e non parla. Ed è qui per scolpire la Venere, che l'azienda, la ditta, la banca, in una parola io stessa, gli hanno commissionato. Cosa devo fare? Nulla. Com'è possibile che lei voglia proprio me? Chi altri dovrei volere? Raško, Chi è l'artista qui? Ma io non sono nulla. Come fai a sapere il mio nome? La affido a te. Anzi, è te che affido a lei. Va, trovalo se riesci. Io non voglio più nulla. Il maestro per me è morto. E i soldi che mi deve li prenderò da te. È il tuo film, il film del suo film, che salderà tutti i conti. ora io vengo con te. Vieni con me. Sei matta? Non dirlo mai più. Ti prego, smettila. La santa non ha più bisogno di me. Tu invece, io so dov'è l'uomo che stai cercando. Come fai a saperlo? Non fare lo stupido. Non saprei risponderti. Ma lei? Te l'ho detto. Lei non ha più bisogno di me. Chi è? Come faccio a spiegartelo? Diciamo che sa dove è il maestro. Lei? Allora il tamburo. Oh, ma che c'hai davvero? Te la finisci? Sta buono. Che guardi? Eh? Raško, Raško. Raško, lei viene con noi? Lei? Tu che dici? Lasciala venire. Come vuoi.
Ehi, dico... È lei che decide? E perché t'ha chiamato Rashko? Lascia stare. Che avrai da guardare là fuori? Per me tu sei un po' matta. Allora, come va? Non male l'appartamento, no? Sì, però... Perché ci hai fatto entrare di nascosto? Come se fossimo delle ladre? Perché? Perché avrebbero fatto dei problemi. Chissà cosa avrebbero pensato. Comunque domani andiamo via presto. Anzi, io vado a letto. Domani sveglia all'alba. Va bene, andiamo anche noi. Facciamo le brave. Vuoi spiegarmi perché ti sei portato dietro quella? Chi sarebbe? Ti rendi conto che è una ragazzina? Perché tu invece? Io ho quasi 17 anni. Ma il fatto è che lei sa dov'è il maestro. Sì, pensi di fregarmi così? Lo sa. L'ho capito da come mi ha guardato. Quella non è una ragazzina. Chissà chi è allora. Comunque io le credo. Ma se non sa dove sbattere la testa. Oggi ti ha fatto imboccare lo stesso svincolo 3 volte. Io le credo. Vabbè, ma hai anche qualcosa da nascondere? Se no, questa storia non si spiega. Devo trovare il maestro. E hai un pezzo di pistola nel cruscotto? Sì. Ho un pezzo di pistola. Anzi, una pistola. Vorresti spaventarmi per caso? Lo vedi che sei una ragazzina? Smettila. E perché t'ha chiamato Rashko? Perché è il mio nome. Ma tu chi sei? Rashko Vlasic. E perché vai in giro sotto falso nome? Perché devo trovare il maestro. Un nome diverso può rendere le cose più facili. Ho un conto in sospeso con lui. Te
ho già raccontato di Nina di me e il maestro. Ti ho già detto che 2 anni fa lo frequentavamo spesso, quasi sempre. Lui lavorava al suo documentario e noi non facevamo che ammirarlo, che nutrirci della sua esperienza, del suo mondo. Non la ammiri più dunque? Io non ammiro nessuno, non amo nessuno. Ma perché? Una sera di 1 anno e mezzo fa, tornando dal centro sperimentale, invece di andare nella stanzetta dove alloggiavamo con Nina, che era a Roma da qualche mese, piombata dalle campagne intorno a Praga, senza nessuno, senza un legame, una storia, un paese. Proprio come me. Raško Vlasic, di padre croato e madre serba. Una famiglia scomparsa, morta, senza più memoria. La guerra e tutte cose che puoi immaginare. Insomma, quella sera, tornando con uno strano presentimento, scontento non so più perché, insoddisfatto di tutto, pioveva, tirava vento. Visto che ero nei paraggi, decisi improvvisamente di salire dal maestro. Nina era ancora voltata verso il maestro, ma io la riconobbi immediatamente. E allora che vorresti fare? Sei matto? È una storia passata. Lascia stare il maestro e leva di torno a me. Allora lo vedi che sei tu la ragazzina. Ehi, si può sapere?
sensitiva. Io so dov'è l'uomo che cerchi, ma so anche perché lo cerchi. Dille tutto. Lei non ti tradirà. E Nina? Andai nella nostra stanza. Poi rimanemmo nel letto senza far nulla. Allora? Non dici niente? Non fare la santa. Non è il ruolo giusto per te. Ma il maestro. Domani sera. Cosa? Niente. Dormi se puoi e lasciami in pace. Io sapevo dove trovarlo. La sera era sempre nel suo studio di via Goethe. Così andai. Ma mi sentivo stranamente insicuro. L'ho ucciso. Il maestro? Non l'ho più rivisto. Nessuno l'ha più rivisto da allora. Ma io so dov'è. Glielo diresti? Sei pazza? Lascia stare. Ti prego, non lo fare. Io non ti conosco.
Smetti. Non ti tradirà. No. Non mi tradirà. Proveremo che non c'è spazio per facili commozioni a questo mondo. Domani finirà una volta per tutte questa storia.
Ma insomma, dov'è? Vuoi prendermi in giro? Hai detto che è questo il posto, no? Levati! Tu non eri invidioso della felicità mia e di Nina, se mai c'è stata. Tu eri soltanto invidioso della mia vita. Del fatto che io ero vivo e tu invece non riuscivi ad esserlo. E allora io ti ammazzo! Ti ammazzo davvero! Non basta un'arma per uccidere. Rashko. Lei non ti tradirà. Ma tu compi l'opera.
Gira, gira la mia ruota, per se stessa girerà. Ci credi cosa sia?